Si presenta come un elegante cofanetto contenente 246 mappe cartografiche e un volume di 160 pagine. Per gli appassionati delle vicende della Grande Guerra, ma pure per chi è semplicemente curioso di conoscere e riscoprire, è un patrimonio prezioso. Abbiamo preso in mano queste carte che per il più erano rovinate, erano distrutte. Abbiamo cercato di catalogarle, di scansionarle, di dargli anche poi una veste tipografica che potesse riconsegnare al grande pubblico questo patrimonio inestimabile. Cartografia militare della Prima Guerra Mondiale è un progetto sviluppato attraverso un lavoro sinergico con la regia della Regione Veneto, di fatto lo sponsor dell'iniziativa, l'Archivio di Stato di Firenze, la Marco Polo System, l'Università di Padova e affidato per la realizzazione a uno stabilimento grafico trevigiano del Montello. L'opera nasce proprio come un tentativo di ridisegnare e rileggere il territorio durante la Prima Guerra Mondiale 1915-18. Il colpo di fortuna è aver trovato questo preziosissimo malloppo nascosto nell'Archivio di Stato di Firenze, mai censito, mai catalogato. L'abbiamo censito, catalogato e adesso pubblicato grazie alla Regione del Veneto. Sappiamo bene come queste mappe militari rappresentino un patrimonio preziosissimo che ci dà il senso degli accadimenti storici e ci detta anche una luce nuova su quella che è la vicenda della guerra, della Grande Guerra sul territorio. Quindi per noi una grandissima occasione non solo di ricordo ma soprattutto di scoperta. Le mappe contengono uno studio geografico di tutti i luoghi interessati dai combattimenti e dal posizionamento dei vari eserciti implicati, un conflitto mondiale tradotto su scala regionale.